Certo, continuiamo a fare. Signori, buongiorno. Sicilia Cuore Mio ritorna con tanto piacere in quel di Leonforte. Siamo esattamente ospiti a Casa Serio, i quali ci hanno voluto fortemente presenti in una giornata molto speciale. Oggi San Giuseppe, il giorno solenne che ricorda la santità del papà pudico di Gesù Bambino, oggi viene festeggiato. E qui in questa casa, Casa Serio, come in tantissime altre case dell'Onfortese, si festeggia in una maniera veramente particolare. Dopo una lunga preparazione durata giorni, chiamata Ucciafu di San Giuseppe, siamo arrivati finalmente alla famosa mangiata. Ma non perché la mangiata consiste in qualcosa di materialmente utile, anche quello ovviamente insindacabile, ma proprio perché la figura di San Giuseppe rappresenta proprio colui che dà aiuto ai più indigenti, ai più poveri. Ed ecco qui, alla mia sinistra, una tavolata chiamata la tavola dei santi. Tante persone che non hanno la fortuna di avere il cibo consacrato da Gesù, ma ovviamente i sacrifici di un padre di famiglia si possono vedere solamente su una tavola. Quindi adesso il microfono a te, mi vuoi per favore ricordare chi sono i santi, qual è la simbologia dei pani? Fai tu ne sai meglio di me. Okay. Innanzitutto buongiorno, sono Serio e sono la figlia dei proprietari. Mi chiamo Tanina e niente, da 41 anni che facciamo questa tavolata. È importantissima per noi, lo ricordo, ha un significato ben preciso per ruoli ben importanti. Il Signore Gesù è il ragazzo che alza ora la mano. Lo fa da 41 anni, io quando aveva 5 anni, sono cresciuti insieme a noi. Gesù, Giuseppe è il ragazzo, alza la mano Saretto, e lui è Giuseppe. Poi abbiamo Mariella, la Madonna, poi abbiamo Sant'Anna e Loredana, Sant'Anna, poi abbiamo San Gioacchino, Angelo, Manuela e Santa Elisabetta, Mattia e San Zaccheria, Verdiana, la Maddalena, San Pietro, San Giacomo, San Giovanni,
San Tommaso e Sant'Andrea, sono i 13 santi. Come diceva la sua collaboratrice Giusy, il Signore ha un ruolo ben importante, nel senso è Lui che comanda la tavola in segno di rispetto, il Signore che dà l'inizio e la fine. Nessun altro per il momento potrà assaggiare niente, tutto si deve rispettare nella tempistica principalmente. E poi dopo aver finito questa tavola si mangerà tutti insieme, ancora ricordando il nostro San Giuseppe, il nostro protettore, il nostro santo della nostra famiglia. Grazie ancora. Grazie Tanina, veramente è stata molto precisa nella sua descrizione. Allora Sicilia con il mio continua la sua intervista in una giornata così diversa dalle altre, una celebrazione, una solennità a San Giuseppe, facendo avvicinare il nostro microfono una massaia, fa parte della famiglia Serio ed è la signora Pina. Lei desidera descrivere in effetti in cosa consiste questa tavola, qual è il simbolo, cos'è che sta volendo richiamare alla memoria il gesto di questo pasto che viene offerto ai santi. Facciamo parlare la signora Pina. La tavolata è una promissione che ha fatto mia sorella, però è magari il consolo che hanno fatto la Madonna. Ce lo spieghi cosa significa? Quando è morto San Giuseppe, le persone ci hanno portato da mangiare, Ecco. alla Madonna, e ci hanno portato pasta e ceci, sale e tutte le altre cose, frutta, dolce, arancio, vino, tutto, e hanno portato tutto. E si chiama come questa occasione, come che è stato chiamato, questo evento, come si è chiamato? Siciliana, Punzolo di San Giuseppe. E così lo deve dire signora. Hanno fatto alla Madonna quando è morto Cunzolo. San Giuseppe. Consolo. Allora, amici di Sicilia Cuore Mio, stiamo semplicemente dando il nome alle cose giuste che bisogna dare. Allora, questo non è altro, sta volendo dire la signora Pina, che è un ricordo do Cunzolo di San Giuseppe. Praticamente vuole ricordare il momento in cui gli amici e i parenti di Maria sono andati a consolare per la morte di Giuseppe a Maria. E allora cosa hanno fatto? Ovviamente per fare le cose gradite hanno portato del mangiare, per farla rifocillare, perché era ovviamente dispiaciuto per la morte dello sposo. E quindi chi ha portato i ceci, chi ha portato il pane, chi ha portato il vino. Ed ecco la tavola dei santi. In quanto c'è l'angelo santo, lo Padre Figlio e Spirito Santo, caro Gesù, con la vera luce mangiamo tutti che fatta a croce. Benedetta cena, benedetta Maddalena, benedetta tutti quanti, lo Padre Figlio e Spirito Santo. In quanto c'è l'angelo santo, lo Padre Figlio e Spirito Santo, caro Gesù, con la vera luce mangiamo tutti che fatta a croce. Benedetta cena, benedetta Maddalena, benedetta tutti quanti, lo Padre Figlio e Spirito Santo. Quando c'è l'angelo santo, lo Padre Figlio e Spirito Santo, caro Gesù, con la vera luce mangiamo tutti che fatta a croce. Benedetta cena, benedetta tutti quanti, lo Padre Figlio e Spirito Santo. E tanti auguri a San Giuseppe, Santo Dio San Giuseppe! San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, oh San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe, San Giuseppe. E tutti che ci benedica! Viva San Giuseppe! E tanti auguri alla famiglia Serio! Dopo che i santi hanno mangiato, hanno insieme al Signore celebrato il rito con questa bellissima preghiera che abbiamo sentito ripetuta 3 volte proprio per il ricordo della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso dobbiamo assistere alla spartizione dei beni dell'altare, della tavolata. Quindi adesso la padrona di casa chiamerà tutti i santi, iniziando dal Signore, mi pare, vero? Iniziando proprio dal Signore, e donerà tutto ciò che non deve essere sprecato tra gli umili, tra gli ultimi. Quindi andiamo avanti con Iniziamo la con Signore. Famiglia lo giuro, per favore. Si piglia cultura. Eccolo qui.
E o signori, non cresciamo uno altro a questo qua. Quanti anni ha che fa il signore? 41. 41 anni. Quanti anni ha? Tu quanti anni hai? 48. Quindi proprio piccolissimo. È cresciuto in mezzo alla tavolata. Tenelo, poi ti metto un periodo e poi te ne puoi tranquillamente. Stiamo assistendo a un momento molto importante. Il Signore sta prendendo il proprio dono che gli spetta per aver celebrato e con una solenne cerimonia ringraziato. Ora è stato donato la cultura e adesso la padrona di casa sta donando altri doni. E quindi abbiamo la pasta, abbiamo dei ceci. Adesso vediamo ancora di cosa compone il dono, di cosa si compone il dono. La zucca, verdure, in questo caso lattuga, finocchi e le fave. E del pomodoro mi pare di aver visto, vero? Sì. E il pomodoro. Sono una cosa molto importante. Sono 2 3, sono 3 diverse. Sì. Vedi? Ah, ecco, ci sono delle Ci hanno marmellate. fatto delle pesche. Come le pesche giustamente non li puoi conservare fino a marzo, mia mamma per evitare lo spreco ha realizzato delle marmellate dove poi loro li possono benissimo mangiare con il tempo, senza spreco. Continuiamo ancora a vedere di cosa si compone il dono fatto al Signore, che nella stessa misura, o quantomeno probabilmente con qualcosina di diverso, sarà diviso anche tra i santi. Ancora comunque si sta cercando di comporre il dono per il Signore. Fatto anche di dolci, di frutta fresca. Che in queste giornate la padrona di casa, la signora Serio, riceve delle visite, ha ricevuto delle visite. Ognuno che è venuto ha portato qualcosa da mangiare e tutto ciò si è raccolto fino ad oggi. Quindi è nell'interesse di ogni padrona di casa non sprecare nulla di ciò che gli è stato donato, perché noi sappiamo che il mangiare molto di cibo, il cibo molto spesso va a male, si avaria. Ovviamente è probabile che possa dopo giorni non essere più buono, e quindi tutto ciò che è stato raccolto in questi giorni si divide con tutti, si divide con i santi e con tutti quelli che parteciperanno alla tavola della famiglia Serio. Dopo aver dato i doni al Signore, Ora arriva Madonna. la Madonna. La Madonna. Madonna è Mariella. Mariella anche lei è cresciuta insieme a noi, era piccolissima. Quanti anni avevi Mariella? 5 anni. Ne hai? 46, devo fare 47. Allora la matematica è un'opinione, che 41 anni che allestiamo questa tavolata. Lei Mariella rappresenta Madonna. Presente la Madonna. Ok, diamo i doni alla Madonna. Vedi? Questa è la Madonna, rappresentata dalla mano, la Tenina, fede, guarda anche il la fotografo. fede, la corona, il fuso, questo è il fuso, le spighe, mela, pera, l'uva, il libro e la carciofa. Però ci devo poi, Questa è una figura fatta da Giancarlo. Ok, ma che la sinistra? Sì. Che non ti aiuta? Sì, però...
Donato O Signore. al Signore, A Madonna. alla Madonna A San Giuseppe. e ora il nostro San Giuseppe. Lui è Saretto, chiamato Saretto perché era Saretto. piccolino quando era arrivato da noi. Saretto, quanti anni hai? Ora 45, Da quando poi che fai San Giuseppe? 5 anni, da quando ero 5 anni, 41, 42. Ah, ma quindi 41 meno anni. male siamo quasi tutti Erano tutti bambini che piangevano, chi li imboccava a destra e chi li imboccava a sinistra. Volevo precisare una cosa Certo. Giussi, su lui. Sì. Lui è di Leonforte, cresciuto nel nostro quartiere, per ora per motivi di lavoro vive a Messina. Però Vi- sempre bravo. Vede, lui tramanda la tradizione, viene perché guai se non fa il ruolo di San Giuseppe, per lui è importantissimo. Ovviamente non si deve spezzare la tradizione, ma No. bisogna continuarla. Bravissimo. Quindi ti organizzi tra il lavoro, la famiglia e tutto per essere presente alla tua Leonforte per San Giuseppe. Bravo, un applauso. A San Giuseppe. A televisione. Ah. Ed ecco il bastone di San Giuseppe, il bastone. suo bastone. Il bastone di con San tanto Giuseppe. simbolo dentro. Sì, la serra, l'ascia, la barba di San Giuseppe, la barba di San Giuseppe, la coffa di San Giuseppe, l'angelo e il bastone, sempre mele e pera si rappresenta sempre, l'uva perché il vino, la stella perché la stella, la colomba rispecchia lo Spirito Santo. Certo. Va bene, Giussi, questo è San Allora Giuseppe. dobbiamo precisare, questa è una cosa che ci hanno insegnato qui a casa serio, che le tavolate, le cotture sulle tavolate vengono predisposte a secondo il posto di chi, diciamo, che il simbolo rappresenta. Quindi al centro troviamo il Signore e c'è la cottura del Signore, a destra abbiamo la Madonna e la cottura della Madonna, a sinistra San Giuseppe e così a seguire con tutti Sant'Anna, poi che era abbiamo la Sant'Anna, mamma di San Giuseppe, certo. San Gioacchino, la mamma di San Giuseppe. E così San diciamo a Giuseppe seguire e diciamo, San tutti i Zaccaria. santi, però ogni cottura corrisponde a un posto di Ben un santo, preciso, sì. di un santo, perfetto. E ricordiamo che le cotture hanno tutti un peso uguale. Mia mamma ha fatto il devoto di farli per 3 kg a cottura. Ah, ecco, quindi questo è un voto. Quindi a seconda della grazia se è stato chiesto una determinata cosa, si offriva ogni cottura minimo di 3 kg o di 3 kg. tu lo puoi fare 1 preciso. chilo, 2 kg, 5 kg. Ma comunque la signora ha deciso 3 kg per ogni pesa cottura. più o meno un 3 kg a cottura. Io volevo precisare che la nostra tavola è stata fatta per una grazia ricevuta, per una malattia abbastanza particolare, dove mio fratello, il ragazzo dove divideva e spezzava il pane, che poi vi presenterò, era per noi morto, per mia mamma era morto, i dottori gli avevano detto andate a comprare il vestito che il bambino appena nato era morto. Mia mamma si è rivolta a San Giuseppe e gli disse se San Giuseppe mi dai la fortuna di riabbracciare il mio figlio, io ti farò la tavolata finché in A vita vita. sarà. Ma tu lo capi? Non ha bisogno di commenti questa cosa, presumo, eh? Veramente. Per noi chi ha vissuto questa cosa, sia mia mamma che mio padre, i familiari, mia nonna e i miei zii dicevano che ci doveva essere un lutto, ma oggi per noi è una festa bella festa. vedere mio fratello insieme in mezzo a noi. A festeggiare San Giuseppe. Sì, e per noi è importante che festeggiamo la gioia. Eccolo lì il responsabile! Il responsabile di E tutto infatti- sto trappo! vieni che Di tutto anche. sto trappo! Com'è nato? Com'è nato? Buongiorno! Per mia mamma lui doveva essere Filippo chiamato. Ha dato il voto che ora si chiama Giuseppe. Giuseppe, benvenuto tra di noi perché quando ho capito è come se tu avessi ridato ovviamente soffio alla tua vita stessa, grazie a San Giuseppe. Quindi che ti posso dire? Speriamo che tu questa tradizione che la mamma tua ha fatto grazie a te, tu possa farla continuare ai tuoi figli, ai tuoi nipoti e finché morte non ci separa, tutti noi ci ricorderemo di questo bel miracolo. Lui È anche un po' emozionato, eh? Sì, emozionato, non so che dirvi perché è rinato per la seconda volta per noi. Io ormai non muoro più. Ah, vabbè, allora, perfetto. Infatti. Sono nato morto, non sono vivo. E ora lo festeggiamo così, Giussi. Grazie. Viva San Giuseppe! Evviva! Esistono i miracoli. Sì, Adesso è la volta di Sant'Anna, nonché la mamma della Madonna. Della Madonna. della Madonna, nonché la mamma della Madonna, Sant'Anna. Chiamiamo Sant'Anna. Loredana. Loredana e Sant'Anna. Loredana e Sant'Anna. Bellissima Sant'Anna. Infatti. Allora, ciao, Grazie, ciao Loredana, ciao Madonna, permettimi la confidenza, avere la Madonna davanti è una cosa bellissima.
dimmi tu. Loredana, se possibile. Loredana era anche piccolissima, Sì, avevo 5 anni da quando faccio la santa. Potete immaginare. Non ti voglio chiedere l'età perché potresti anche dire puoi dirlo. 38 anni. Quindi 38 anni, voglio dire, facciamoci due conti, veramente sin da piccolo, e mantengono sempre queste figure. Allora, per tradizione. Ecco, qual è la tradizione? Allora, per tradizione chi lo fa per una vita, come nel caso di mia mamma, i santi non si possono. Andiamo a Sant'Anna. Andiamo a Sant'Anna. Allora, la Aspetta, cultura Loredana. che si offre a Sant'Anna. Parliamo anche di questo, della cultura di Sant'Anna. Questa è la Sant'Anna. Sant'Anna si riconosce dalla padella. Vedete? Questa è una padella con i pesci, pane e pesce, la distribuzione del pane e dei pesci. Il Signore cosa diceva? La distribuzione del pane e dei pesci. Sempre l'uva perché l'uva rappresenta il vino, il fuso perché era una donna giustamente dove E lavorava il fuso. lavorava il fuso, poi ci sono pere e mele, ma Immancabili. Poi c'è la colomba, abbiamo visto. Bravissima, la cosa più importante, la A della Sant'Anna è la padella con i pesci. Proprio il simbolo che fa riconoscere la cultura è proprio la padella con i pesci. Continuiamo a Casa Serio con la spartizione dei beni sulla tavola di San Giuseppe. E continuiamo con chi? Con Gioacchino, con Santo Gioacchino. Sì, San Gioacchino. E chi è San Gioacchino? Angelo. Vieni, A Casa Angelo. Serio abbiamo Angelo che è San Gioacchino. Angelo rappresenta San Gioacchino, ma lui prima c'era un altro ragazzo dove non ho più voluto fare questo santo e mia mamma ha scelto lui. Da quanti anni Angelo? 4-5 anni. Allora da 4-5 anni la famiglia Serio ha dovuto cambiare San Gioacchino perché il primo ha ceduto il posto ad un'altra persona, magari per farlo gioire di questa, magari non sapeva che era lui, ma comunque per farlo provare l'emozione magari ad un'altra persona. E in questo caso è stato Angelo. Sì, giusto? rappresenta lui, San Io penso Gioacchino. che lei è abbastanza contento di questo, vero? Contentissimo. Andiamo con la spartizione dei beni per San Gioacchino. Descriviamo la cultura di San Gioacchino. San Gioacchino. San Gioacchino si riconosce dalla catena. La catena sì. nella cultura di San Gioacchino, che sarebbe il ricordo della prigionia di San Gioacchino, giusto? Sì, Perfetto. ok, A dopo, grazie. Sicilia Corimio ancora continua ad assistere alla spartizione dei beni della tavola di San Giuseppe a Casa Serio. E dopo aver offerto, omaggiato San Gioacchino, continuiamo con Santa Elisabetta, che ricordiamo è la cugina della Madonna. Vuoi chiamare tu? Sì. Santa Elisabetta? Santa Elisabetta viene rappresentata da Manuela. Da Manuela. Manuela sostituisce, prima era la sorella che aveva questa funzione, per problemi di lavoro la ragazza è andata a vivere a Enna, tra una cosa e un'altra cosa ha dovuto lasciare il posto e il suo posto l'ha ceduto a Manuela. È una bella cosa però, eh? Sì, sì, è un'esperienza bellissima, veramente, veramente. E allora da Che quanti ti fa anni? crescere. Da quanti anni? 5 anni, Da 5 anni a sta parte che è da sottolineare che sono stata io a dire a mia zia che volevo prendere il posto di mia sorella. Quindi lei è la nipote in effetti Sì, sono la nipote della padrona. della padrona di Siamo casa. cugine. Perfetto, Di la primo cugina. grado. Quindi cugina proprio come Santa Noi siamo Elisabetta. cresciuti insieme con il Perfetto. insieme. Quindi un continuare di questo Sì, affetto sì. anche sotto l'aspetto religioso. Sì, sì. Va Anche bene. perché ci crediamo, abbiamo tanta fede. Soprattutto questo, la fede ci vuole. Certo. Nelle cose che si fanno ci vuole la fede. Allora doniamo a Santa Elisabetta? Ok. Allora, Santa Elisabetta. Santa Elisabetta. Santa Elisabetta si riconosce dalla cesta dei panni, perché come sapete Santa Elisabetta non poteva avere figli, poi è rimasta incinta e poi il marito, poi vi racconterò. Quindi sono fino a Zaccaria, tardi fino a stendeva tardi i panni, sì, i bravissima. panni di lavare. Giancarlo sottolinea che quando ha saputo che Santa Elisabetta è rimasta incinta da grande, perché non poteva avere Già l'età era abbastanza bravissima, avanzata. la Madonna porta Va a trovare questa a sua cugina e gli porta cesta di panni. Questa cesta di panni. Perfetto, quindi proprio un simbolo bellissimo, voglio dire, proprio Sì. femminile. Femminile. Proprio femminile. E adesso abbiamo San Zaccaria. Ma San Zaccaria ha una storia bella e la vogliamo raccontare, anzi la vuole raccontare chi ne sa sicuramente più di me.
Tanina, sempre tu. Vi presento Mattia. Mattia, vieni Mattia. Mattia è mio figlio. Scusate. Ciao Mattia. Ciao. Vieni Mattia. Scusate, volevo che qualcuno in famiglia in particolare mi rappresentava, in particolare questo santo. E allora abbiamo deciso di farlo fare a Mattia, anche perché Mattia è un bambino celiaco. Non so se avete notato, la pasta viene fatta proprio per Mattia, per i celiaci, per farlo anche lui mangiarlo. Visto, sì. Lui rappresenta, però io poi questi doni che rimane a me, io li dono a un'altra persona. Lo volevo far fare a mio figlio solo come funzione e fargli capire l'importanza di questo ruolo, anche perché Mattia è il più piccolo bambino dei santi. Ed è una cosa bellissima perché la santità che hanno i bambini sicuramente nessun adulto può averlo, quindi in Mattia ci sono tanti messaggi, c'è il volere di una mamma che desidera impartire un valore, un principio sano e che duri per la vita, ma c'è anche il peso di una responsabilità che viene condivisa da piccolo e che ti aiuterà a farti crescere. Grazie alla mamma e grazie alla volontà della nonna e di tutta la famiglia. Anche perché, ancora vi sottolineo che io vivo a Lecco e Mattia tutti gli anni mi segue. Perde la scuola, perde il calcio, però per me... Per una giusta causa. Sì, per me è importante festeggiare San Giuseppe. Omaggiamo allora Zaccaria. Bravo! Viva San Giuseppe! Questa è San Zaccaria, una Z. Allora, questa è la cottura di San Zaccaria. San Zaccaria, sì, il marito di Santa Elisabetta. San Zaccaria, quando ha scoperto che Santa Elisabetta era in gravidanza, disse: ma sei pazza, con chi mi hai tradito? Se tu non potevi avere figli, come è successa questa cosa? Allora il Signore per 3 giorni gli tolse la voce. Oh! Sì, infatti viene rappresentato con un topo, stanno a mangiare sorge. Nel ecco. senso, ma chi sta dicendo? La Madonna dice, ma io sono rimasta incinta da te. Lui non ci voleva credere su questa cosa, però per non sbagliare diamo conferma a Giancarlo, se sto dicendo tutto, lui mi dice che mi conferma quello che sto dicendo, perché vi ripeto, io queste cose li so tramite una signora anziana dove per tanti anni ci ha seguito passo per passo. Io ero piccolissima, a me piaceva sapere il perché si mettevano queste cose, Questi simboli, come noi stiamo spiegando ai nostri bravissima. amici. Allora sono cose che tu non puoi mai dimenticare, Certo. e ti rimangono a vita, dove A vita tu capisci dentro, queste certo, cose. certo. Allora San Zaccaria viene riconosciuta Dal topo. Proprio perché, mangiare i proprio sorgi, perché dice, ma chi sta dicendo? Dio gli Io tolse sono- la voce, Bravi, il per dono 3 della voce giorni gliela tolse perché lui rimase sbagliò a muto. parlare, no? E poi riacquistò dopo 3 giorni la voce. La voce. Questo è San Zaccaria. Ok. E io volevo far capire questo a Mattia, che a volte non si parla o non si A giudica. sproposito. Bravissima, senza il sapere. Senza il sapere. Ok. Volevo dire una cosa proprio per volontà di Tanina, che tutti i doni che dovrebbero andare al figlio, a Mattia e quindi a San Zaccaria, verranno lasciati sulla tavola perché è volontà di Tanina e della famiglia donarli ad altri. Lui è San Giacomo. Gianna, presenta la tua. Allora, abbiamo San Giacomo che dopo San Pietro, un altro santo importante, e la cordura si identifica per che cosa? Era un pescatore anche lui, aveva 2 barche e 2 rete, una piena e una vuota, come vedete. Ah, perfetto. E San Giacomo chi è in effetti nella vita reale? Come si chiama? Lei? Io Domenico. Benissimo, il signor Domenico è il nostro San Giacomo. Ok. Viva San Giuseppe! Viva San Giuseppe! Ok, poi Il nostro esperto. lui è un santo. Io rappresento San Giovanni. San Giovanni. Allora, so che è tardissimo, però il tempo che ci vuole. Mi ricordi il tuo nome? Giancarlo. Giancarlo, famosissimo esperto per le tavolate di Leonforte. Desidero brevemente che tu mi dici da dove nasce questa passione per l'amore che hai per le Da tavolate. piccolo sono cresciuto nelle tavolate di San Giuseppe. E poi grazie a me, grazie a Tanina, che un giorno mi è venuta l'idea, no, l'altare ormai quest'anno ce lo deve allestire Giancarlo. Ma è vero o non è vero che la città mormora che tu in questi giorni sei irrecuperabile? Mormora tanto e devo specificare a quelle persone che ti
negative che dicono che io mi pago. Se qualcuno veramente mi sente e mi ha pagato veramente, abbia la faccia di dirmelo in faccia. Scusate, perché io chiudo anche un'attività su questo. Allora, noi rappresenta un volto della cittadina di Leonforte molto importante, prima di tutto perché rappresenta anche l'imprenditoria giovanile, che essendo molto giovane, ovviamente lui per San Giuseppe cosa fa? Chiude la sua attività per onorare la devozione di San Giuseppe tramandata fino a lui. Quindi voglio dire che le madrelingue abbiano il giusto posto in mezzo al mare. C'è San Giuseppe. Bravissima. Ok, poi c'è... Allora vorrei dire una cosa ad onor del vero. Perché ovviamente chi crede, chi non crede, non crede, ma stranamente si è detta adesso una cosa bellissima, io vi voglio fare portavoce di questa cosa. La signora Serio, quindi la mamma della famiglia Serio, quando espresse questa grazia verso San Giuseppe, lei si fermò alla volontà di 7 santi. Il resto ovviamente è il contorno per completare i discepoli che hanno contribuito, diciamo, a svolgere l'ultima cena, però in effetti la signora si fermò a 7 santi dentro la sua grazia. Stranamente adesso la famiglia necessita di sfamare tutti gli altri invitati che sono pervenuti qui a contribuire a questa bellissima festa al 7° santo. È come se qualcuno ha detto adesso riposate, fatevi un po' di pausa, rifocillatevi. Quindi noi con San Zaccaria abbiamo già compiuto per l'ennesima volta la grazia ricevuta dalla signora Serio. Quindi adesso velocemente andiamo sempre con una carrellata di santi fino a completare la tavola di San Giuseppe. Continuiamo con chi? Lei è verdiana, lei rappresenta Santa Maddalena. Santa Maddalena, andiamo alla cultura di Santa Maddalena. Questa è Santa Maddalena, è una storia bella anche di quella Santa Maddalena perché la Maddalena era una prostituta. Sì. E come vedete ha una cultura piena di gioielli. Non stiamo là perché poi ci prolunghiamo troppo, piena di gioielli, vedete, collana, una periodo. Quindi la M che indica Maddalena, e dato purtroppo che lei era, diciamo, una donna un po' più facile, di facili costumi, si contraddistingue proprio perché è ingioiellata questa cultura. Va bene? Andiamo alla prossima, grazie. Guarda, iniziate a sistemare. Altro santo? L'altro santo? San Pietro. San Pietro. Diciamo, vogliamo a noi San Pietro. San Pietro è un ragazzo giovanissimo anche lui. Chi è? Questo ragazzo lo intraprende il ruolo proprio quest'anno. È la prima volta che fai San Pietro, sei contento di questo? Sì. Come ti chiami? Antonio. Antonio è il nostro San Pietro. Vediamo la cordura di San Pietro e vediamo per cosa si contraddistingue. La barca. Per la barca? I 3 chiavi del paradiso. È stato il primo papa, infatti c'ha il coso del papa. Sì, il pontificio. Sì. Poi c'è il gallo che l'ha negato quando... Sì. E tutto il resto la barca che era pescatore. Quindi abbiamo assistito alla spiegazione fatta molto velocemente dal nostro esperto Giancarlo, che dopo magari sentiremo ancora più nel dettaglio. Ci ha spiegato la cordura di San Pietro. Va bene? Andiamo alla prossima. Tu sistema la... E chi è? È l'ultimo. Un altro ce n'è. Questo non ce n'è. Allora, la carrellata dei santi che comprendono ovviamente la tavola di San Giuseppe arriva a San Tommaso. San Tommaso, come il voi, penultimo santo. come voi sapete, San Tommaso doveva per forza Toccare, per credere, per credere. Non credo. Allora, nella vita reale chi è San Tommaso? Come ti chiami? Io Sebastian, Sebastian, da quanto tempo è che fai San Tommaso? io l'ho fatto un bel po' di anni, circa 10 anni, non continuo, però mi sono alternato a farlo sempre. Sei contento di questo? Sono onorato ogni anno e per me è sempre un'emozione nuova. Lo farei fare ai tuoi figli? Se Sicuramente, sarà possibile? sicuramente, se avranno la possibilità sarei felicissimo. Viva San Giuseppe! Conclude la tavolata di San Giuseppe il discepolo Andrea. Sant'Andrea, che intanto nella vita reale lo rappresenta chi? Andrea. Oh, che bello! Sì, infatti l'abbiamo fatta fare Apposta, un bel ragazzo di nome Andrea
ha l'onore di impersonificare nella tavola di San Giuseppe Sant'Andrea. Diciamo una cosa, dimmi tu, parla tu, Tanina. Giussi, tu mi dici perché ha una N, vedi? Adesso che la vedo sì, prima non la vedo da questo lato. Allora, ai tempi che si chiamava Andrea veniva chiamato Neria, San Neria. Ah, ecco, allora il nome Andrea si è evoluto ai giorni nostri Andrea, ma l'origine è Niria, abbiamo Infatti, appreso per un'altra noi- cosa. Noi tramandiamo le tradizioni. Giustamente, tramandando le Neria, tradizioni anche si lui tramanda era un pescatore e ha la rete piena di pesci con la la barca. rete piena di pesci, Questo è benissimo. Andrea, l'abbiamo fatto il suo ruolo, anche lui casualmente è un Andrea. È un Andrea nella vita reale. Ok. Un applauso a San Giuseppe! Protettore dell'anima mia, viva, viva San Giuseppe, protettore dell'anima mia. Ed ecco signori, oggi la festa di San Giuseppe a Leonforte, provincia di Enna, ha fine. Diciamo che è finita. È finita come? Avendo donato ciò che la tavola di San Giuseppe aveva da donare proprio ai santi. Abbiamo assistito alla tavolata dei santi. Questi santi oggi sono dei visi meravigliosi, sono dei visi felici di aver partecipato ancora per l'ennesima volta alla festa del compatrono di Leonforte, appunto San Giuseppe. Quindi adesso vedremo che i santi, insieme ovviamente al Signore, uscirà dall'altare ringraziando e dando appuntamento al prossimo anno. Viva San Giuseppe! Viva Signore, solito! Viva, viva! Ecco che il Signore esce dal locale dell'altare. dell'anima mia, viva, viva Ecco la Madonna che si allontana. San Giuseppe, Santa Elisabetta, Sant'Anna, magari non li dico per ordine, ma li dico. San Pietro, San Pietro, San Gioacchino, Santa Maddalena, Santa Maddalena, Zia. San Giacomo, San Giacomo, San Tommaso, San Tommaso, Sant'Andrea, ma c'è il piccolo Anche Matteo che è Maria e Giancarlo. Giancarlo. Salutate alla fine voi. Giancarlo, ciao! Sicilia Cuore mio volge al termine del suo servizio, un servizio pieno di tante cose, di tanti ingredienti, un servizio pieno di passione, un servizio pieno di emozioni, un servizio pieno di amore per la terra natia, amore per la Sicilia, per le sue tradizioni, per il suo folklore, per ciò che non si vuole far perdere, che anzi si deve tramandare da padre in figlio, da mamma in figlia, fino ai giorni nostri e anche a seguire. Quindi è doveroso ringraziare chi ha voluto tutto questo che accadesse, chi ha voluto Sicilia Cuore mio a casa propria. La famiglia Serio, tutta, ci ha invitati. Vedete quanto è bella questa famiglia? Ci ha invitati a casa propria, proprio perché insieme a noi ha voluto festeggiare il giorno solenne di San Giuseppe, il compatrono di Leonforte. Leonforte è una cittadina ridente nell'entroterra di Enna, la quale ha tante cose belle, tra cui il territorio, tra cui il pesco, tra cui il pesco settembrino, ricordiamo. Ma c'è anche San Giuseppe, una festa religiosa che diventa una tradizione. Perché diventa una tradizione? Questa cosa ce la spiegherà Tanina, che al momento la faremo portavoce di tutta la famiglia e ci presenterà tutta la sua famiglia. Tanina? Ciao, sono sempre io Tanina, come dice Giussi, mannaggia a me, mannaggia. Vi voglio presentare la mia famiglia, il capofamiglia è mio padre, Salvatore detto Toreddo. Presente, ciao signor Salvatore. Ciao. Va bene, sono Salvatore, purtroppo facciamo questa perché è una cosa che dobbiamo fare, perché abbiamo fatto una promessa e noi lo promettiamo. Non posso dire più niente, se io non lavoro, siamo matti continuiamo a fare farla. queste cose, perché un debito è una promessa. Bravo mio padre. Un applauso a Salvatore. L'emozione gioca tanto comunque, dovete capire anche questo. Questa è mia mamma, la vedete stanchissima, sembra una vecchietta, ma vi posso garantire che è in forma e balla più non posso.
Contenta? Sì, contentissima. È andato. È andato tutto bene, siamo tutti contenti, festeggiamo la festa di San Giuseppe. Soddisfatta? Soddisfatta. Ringraziamo tutti. Ringraziamo tutti gli amici, i parenti e a voi. Grazie, un applauso alla mamma! Aspettiamo la prossima anno. Poi c'è Giusy, lei la sorella più grande, la più timida, la più ansiosa, però è anche lei una ragazza... Una gran lavoratrice. Una grande lavoratrice, sì. Brava Giusy! Ok, mi chiamo Giuseppe. Poi c'è Pino, e Giuseppe mi ha detto Pino, l'artefice della nostra tavolata. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe, come vi ho detto mia sorella, e niente, il mio percorso l'ho trascorso con lui purtroppo, Bravo, tenendole a Giuseppe. mano, a lui a mano, però ho provato lo stesso dell'emozione. Bravo Giuseppe, bravo! Un applauso ci vediamo a Giuseppe! Perfetto. Lei è Angela, è l'ultima delle nostre sorelle. Lei è la pasticcera di famiglia, diciamo. Lei è la capo pasticcera. Emozionatissima! Anche se il marito poi interviene perché giustamente lui è il marito, si chiama Francesco. Il pasticcere, lo Io sono conosco. Francesco, io sono il genero, io sono qua, io conosco questa realtà da 18 anni e guarda è massacrante, è micidiale, non è solo quello che vedete ma è micidiale. Però domani mattina non abbiamo più niente, dimenticato tutto al prossimo anno. Bravo. È scioccante. Bravo Francesco! Bravo Francesco! Poi abbiamo Noemi è la moglie di mio fratello, la mia cognata. Sì, ciao, sono Noemi. Quello che posso dire è appunto che ringrazio San Giuseppe perché me l'ha dato e scelta familiare non potevo fare. Questo è il nostro figlio grande. Ciao. Ciao Salvatore. Mi chiamo Salvatore. E saluta. Ciao Salvatore, ciao. Ciao Salvatore! Qua abbiamo la Giorgia, è la nostra nipotina Giorgia, la figlia di Angela. Questa è una ragazzina che non dimentica niente. Niente. Lei aiuta anche sulla lavorazione del pane. Bravissima. Abbiamo detto sempre Sebastiano e poi abbiamo Verdiana. Verdiana, Verdiana. bellissimo nome, Verdiana. Bellissimi occhi, bellissimi. Bellissima ragazza. Una bellissima ragazza, una bellissima Verdiana. professione. E dobbiamo salutare? Sì. Voleva dire una cosa, Giorgia. E anche saluto i nostri cugini che sono da lontano, Shaila e Prospero. Infatti, salutiamo Shaila e Prospero da Lecco. Grazie. Io ringrazio voi a nome di tutta la Sicilia per aver donato tramite Sicilia Cuore Mio veramente un gioiello, aver ridato alla Sicilia quella parte di Sicilia che magari ancora non conosceva cosa significava San Giuseppe per Leonforte. Noi Sicilia Cuore Mio sicuramente divulgando la vostra tradizione divulghiamo un pezzo del vostro cuore, Grazie, un pochino per uno, ma soprattutto vorrei andare al cuore di questa donna eccezionale, della mamma della famiglia Serio, la quale senza problemi si è confessata, ha detto: io ho chiesto una grazia per mio figlio Giuseppe, il quale prima non si doveva chiamare Giuseppe ma si doveva chiamare Filippo, ha chiesto una grazia, lei l'ha ottenuta. Ma il miracolo è dentro il miracolo, perché lei vede che dentro il suo miracolo ci sta tutta la famiglia e tutti partecipano. E la cosa bella è sapere che non finirà con lei. Quanto muoio. E non finirà perché i figli sicuramente continueranno ciò che lei ha promesso a San Giuseppe. Questo per dire che cosa? Semplicemente che noi siciliani abbiamo un animo solamente da donare, perché noi siamo fatti di che cosa? Di amore. Come la Viva mamma, la Sicilia! come la mamma, solo una mamma può amare i figli. Sì, Gioia. Volevo dire questa cosa, per noi è anche più di un amico, più di un parente. Volevamo ringraziare tantissimo Giancarlo. E infatti, brava, me l'hai tolto proprio dalla bocca. Perché veramente per noi è fondamentale, lui ci capisce, ci sopporta, ci dà tanta forza, veramente. Sì. Per noi è essere uno di Un famiglia. applauso a Giancarlo. Allora, abbiamo imparato anche come si vuole bene. Veramente.
in una maniera disinteressata. Un messaggio di San Giuseppe è Senza proprio soldi. quello, senza soldi, Principalmente senza, Giancarlo lo fa senza soldi, anzi offre Ma diciamo cosa un fa. qualcosa anche alla nostra famiglia. Diciamo cosa fa. Tantissimi lavori, tantissimi sacrifici, lui è un parrucchiere, un ragazzo veramente con un cuore d'oro. Quindi diciamo che Giancarlo nella sua vita reale è un imprenditore, ha la sua sala, è un parrucchiere. Nel periodo in cui inizia la festività per San Giuseppe abbandona la sua attività lavorativa, quindi da lì in poi non inizia più a guadagnare da nessun lato, e offre ciò che è la sua passione, l'amore per San Giuseppe a tutte le famiglie che hanno bisogno di realizzare un altare per San Giuseppe. Quindi un esperto degli altari di San Giuseppe, delle tavolate di San Giuseppe. Evviva Giancarlo! Quindi io chiudo i ringraziamenti, perché è doveroso farlo, non perché non c'è, si è dovuto allontanare. Giusy Grasso. Io non so come ringraziare questa donna eccezionale di una forza non solo artistica, ma proprio una forza umana che è in lei veramente incommensurabile. Lei è la presidente dell'Associazione Culturale Thalia di Leonforte, molto brava nel suo settore e molto in gamba nel preparare eventi. Noi siamo all'interno del suo evento, della sua Cuddura. Questo non lo dobbiamo dimenticare. Grazie a lei siamo arrivati alla famiglia Serio. Quindi grazie Giusy Grasso, grazie alla tua associazione Thalia. Un applauso, grazie.